Il 2025 è stato un anno travolgente. Pronti? Amen. Possiamo cominciare il nostro culto di Capodanno, una serata un po' speciale, un culto un po' speciale, un tempo in cui ci facciamo accompagnare dallo Spirito Santo nel nuovo anno. Oggi non è il sabato, non è il giorno del nostro adorarti, ma è una data speciale, no? Un tempo di ringraziamento in cui ringraziamo Dio per quello che è stato il 2025. Io credo che tutti quanti noi, in un modo o nell'altro, nelle nostre famiglie, per qualcosa che Dio ha fatto nelle nostre vite durante tutto questo anno che è passato, abbiamo qualcosa per cui ringraziarlo, ma sappiamo anche che Lui ci accompagnerà nel 2026 e noi vogliamo profeticamente iniziare questo anno qua in chiesa, alla sua presenza, per certificare che stiamo entrando nel 2026 dietro a Lui. Allora in questo momento facciamo una preghiera. Posso chiederti di alzarti in piedi? Dai, ci alziamo in piedi, facciamo insieme una bella preghiera. Dopo loderemo al Signore, quindi restiamo in piedi, alziamo le nostre voci, rallegriamoci della sua presenza oggi in mezzo a noi. C'è stata prima durante la cena, ma ci sarà ancora per tutte queste 2 ore e mezza che ci separano dalla mezzanotte, ci sarà dopo quando ci scambieremo gli auguri, e per fede ci sarà in tutto questo anno, nella vita e nelle case di ognuno di noi. Preghiamo insieme allora al nostro Signore Gesù, consacrando a Lui quest'ultima serata del 2025. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, perché siamo qua. Ti ringraziamo perché oggi siamo usciti dalle nostre case in quest'ultimo giorno dell'anno e siamo venuti in questo luogo, questa tua casa in cui sappiamo che riposa la tua presenza, in cui sappiamo che tu sei qui. E ti ringraziamo, Signore, perché tu ti sei già fatto presente in mezzo a noi, nella comunione che abbiamo avuto, ma sappiamo che tu hai ancora qualcosa da fare, hai ancora presenza da versare su di noi, hai ancora qualcosa da ministrare al nostro cuore durante tutta questa serata. Per questo, Dio, io ti chiedo, benedici questo culto, benedici quest'ultima serata del 2025, benedici la vita di ognuno che è qua presente, di quelli che ci stanno seguendo, che oggi non sono potuti essere qua con noi, che possa essere un'ultima serata benedetta da te e una prima notte benedetta da te. Per questo chiediamo la tua presenza su di noi nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Amen.
uomini, nella presenza degli angeli sempre io ti anche se siamo in guerra, celebrerò la mia vittoria. Tutta la terra, un nuovo canto si sentirà. La tua allegria è la forza che mi dai. Tu di meraviglie loderò, loderò, loderò. Io entro nella tua presenza, riceverò il tuo potere, e quanto più il tempo passa, io voglio te. Il fuoco cade, la chiesa canta, il nemico cade giù. Fuoco e gloria nella chiesa, mille gradi di unzione, mille gradi di unzione. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà. Sentirà un nuovo suono. E puoi dichiarare questo? Il suono della festa salirà e la tua sentirà un nuovo suono. Di alleluia. Alleluia. Nella presenza degli uomini, nella presenza degli angeli sempre io ti loderò, ti loderò. Anche se siamo in guerra, celebrerò la mia vittoria. Io ti loderò, ti loderò. Su tutta la terra, Su tu. un nuovo. È la forza. Dio. Così loderò. Vai. Loderò. Io entro nella tua presenza. Riceverò. Quanto più Il fuoco cade, la chiesa canta. il nemico cade. Fuoco e gloria nella chiesa. Mille gradi di unzione. Vai. Mille gradi di Ih. il suono della festa salirà E e là. la tua gloria Si sentirà un nuovo suono. il suono Della festa salirà e la tua gloria si sentirà un nuovo di alleluia. Il suono della festa si sentirà. Il suono della festa salirà e là si sentirà un nuovo suono di alleluia. Ancora una volta, vai! Il suono della festa salirà si sentirà. di alleluia. Il suono Della festa salirà e la tua gloria si vedrà. si sentirà un nuovo suono di alleluia. Alleluia. Alleluia! Applaudi il nome di Gesù! Applaudi più forti! Siete ancora svegli? Alleluia! Celebriamo in nome del Signore Gesù 31 dicembre di 2025. Che bello, che anno fantastico che è stato.
E al di là di tutto quello che abbiamo vissuto, noi dobbiamo dichiarare che Dio ha scritto una nuova storia per noi. E non so quello che tu hai passato, non so quello che tu hai vissuto, ma so una cosa, che tu sei qui questa sera. E se tu sei qui questa sera è perché tu hai vinto questo 2025. E oggi tu sei qui e adori il nome del Signore. Noi dichiareremo che noi proseguiremo adorando il Re. Amém? Chi sa cantare questa canzone, cantiamo insieme. Invito i bambini a cantare insieme, a lodare insieme, a saltare insieme, a celebrare insieme, perché noi siamo qua e noi abbiamo vinto nel nome di Gesù. Amém? Uma nova storia voglio scrivere. Io! E se mesmo cammino, non ritornerò. Cantiamo ancora una nuova storia. Io avanti andrò. E se mesmo cammino, non ritornerò. E allora mi proseguirò ad dire. Allora ballerò. E allora mi proseguirò. Una nuova storia. Io avanti andrò. E in mezzo al cammino, non ritornerò. E allora mi proseguirò. Allora ballerò. Allora dov'è il trenino dell'allegria che parte? Dov'è il trenino? Dov'è il trenino che parte? Dov'è il trenino? Le mie difficoltà, tu sei con me. In mezzo alle mie difficoltà, tu sei con me. In mezzo alle mie difficoltà, tu sei con me. In mezzo alle mie difficoltà. Ancora. Allora proseguirò. Allora ballerò. Allora mi proseguirò. Então eu direi, io passarei pulando e dançando. Então eu direi, abra-se o mar. Em nome de Jesus. E eu passarei pulando e dançando. Então eu direi, abra-se o mar. E eu passarei pulando. Por isso eu pulo. Danço.
isso eu grito. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. E eu grito. Por isso eu grito, eu grito na presença do Rei. E eu corro. Por isso eu corro. Se ó, podem me chamar de maluco. Podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado. Podem me chamar de maluco, podem me chamar de pirado, podem me chamar de desequilibrado, mas eu estou. Eu me alegrarei insieme così.